Si è svolta venerdì 18 maggio l'inaugurazione della festa del prosciutto di Montagnana. Quest'anno, nella nuova veste di Montagnana in festa, prosciutto veneto Barrica Euganeo DOP vince il gusto. All'inaugurazione erano presenti le maggiori autorità del territorio. A fare gli onori di casa è stata Loredana Borghesan, per la prima volta nella veste ufficiale di sindaco nella 15ª edizione della festa. Benvenuti a questa edizione 2012 di Montagnana in festa, prosciutto veneto Barrica Euganeo DOP vince il gusto. Con questa edizione ci si ripropone di porci in modo rinnovato nella forma. È stato fatto uno sforzo importante per rendere questo appuntamento, se possibile, ancora più qualificante, al fine di ricercare qualità per promozionare e valorizzare la nostra città in tutti i suoi aspetti. Grande è stata la partecipazione da parte degli enti del territorio, tutti d'accordo sull'importanza di questa festa e per la valorizzazione del prosciutto veneto Barrica Euganeo e dell'intero territorio. Abbiamo un'occasione straordinaria di presentare questo prodotto del nostro territorio, un prodotto che ha conquistato grandissime fasce di mercato e che potrebbe conquistarne ben altre, diciamo, se viene abbinato soprattutto a questo territorio storicamente molto ricco, interessante di arte, cultura e tradizioni, quindi un qualche cosa che messo insieme costituisce un richiamo formidabile anche dal punto di vista turistico e che può veramente sostenere l'economia di tutta la nostra bassa padovana. Io posso dire anche da un riscontro dei fatti che il settore agricolo, il settore primario e di conseguenza l'agroindustriale è uno dei settori che si sta in un certo modo, nonostante le difficoltà, comportando meglio. Le nostre zone, il nostro territorio trascineranno il nostro Veneto. È un po' anche il motore di una spinta che guarda una particolare nicchia che però è molto importante e dà un grande impulso anche a una visibilità proprio tipica dell'area, quindi straordinario anche come ogni anno l'evento, quindi grande partecipazione, valore dell'iniziativa. Penso che questo di Montagnana o Barrica Euganeo, come si voglia chiamarlo, sia un'eccellenza che non ha limiti e che non ha neanche la capacità di essere imitata. Questo perché? Perché qui ci sono laboratori importantissimi ancorati al territorio, perciò io personalmente dico consumate questo prodotto, ma poi anche come presidente vicario della Fiera di Verona cerchiamo di portare in alto il prodotto soprattutto nella nostra fiera AgriFood all'interno di Vinitaly, dove il prosciutto Barrica Euganeo DOP è presente e ci dà una testimonianza forte dell'eccellenza non solo di questo prodotto ma anche della nostra fiera. Protagonisti della festa, oltre al prosciutto, sono i numerosi produttori di Montagnane del territorio, guidati dal Consorzio del Prosciutto Veneto Barrica Euganeo. È da 50 anni che siamo nel settore delle carni, stiamo portando avanti un lavoro molto importante, quello del prosciutto, che è una cosa del territorio molto sentita. Il nostro prosciutto indubbiamente è un prosciutto che lavora molto nel territorio. Cerchiamo di fare di tutto per poter aumentare i numeri dei bollati con il suo bello marchetto, però giustamente abbiamo anche i momenti di difficoltà, momenti legati un po' all'aspetto economico che dobbiamo un po' guardare anche quella realtà, perché è un prosciutto che costa molto di più dei prosciutti normali, di conseguenza cerchiamo di tenere un po' le redini in mano. In un momento di crisi economica credo che sia importante aiutare, favorire, stimolare i nostri produttori a crederci, perché anche loro vedono la crisi, ma probabilmente sostenendoli in tutti i modi avranno la forza, la voglia di continuare a insistere, portando economia nel territorio, portando oggi anche turismo, crescita. Ecco, siamo qua con loro. Gradito ospite della serata è stato Giovanni Rana, che ha espresso il desiderio di unire la bontà del prosciutto veneto all'impasto dei suoi tortellini. Ma guarda, adesso io ho fatto una battuta, ma non è più tanto una battuta, si può anche realizzarlo perché è un prodotto buonissimo e il prodotto del prosciutto crudo è quello che manca più di tutto, manca non solo in Italia ma anche in Francia, in Belgio, dappertutto e direi che lanciando semplicemente con prosciutto di Montagnana è una pubblicità. Noi abbiamo 500-600 mila confezioni al giorno che passa, dunque pensa 600.000 volte parla di Montagnana, dunque potrebbe essere anche una buona pubblicità. Sono stati inoltre consegnati i premi per gli abbinamenti fra il prosciutto dolce ed i vini del territorio. Per il miglior rosso è stato premiato il Collis Wine Group.
Per il miglior bianco fermo, l'azienda agricola Ponte al Masero. Per il miglior bianco frizzante, l'azienda Quota 101. La festa del prosciutto continuerà tutta la settimana e avrà la grande conclusione nel prossimo weekend, il 26 e 27 maggio, con un calendario ricco di appuntamenti e degustazioni nello stand allestito in piazza Vittorio Emanuele, anche in caso di maltempo.